Ultimatum russo e pesanti bombardamenti antibunker alle acciaierie di Mariupol, edificio quasi distrutto, colpito anche un ospedale. Lavrov, offensiva nel Donbass, a Kharkiv centrata una chiesa ortodossa, bombe su Mykolaiv, arrivati gli aiuti militari americani. Biden sente gli alleati occidentali avanti con il sostegno all'Ucraina, nuove sanzioni, Draghi, impegno comune per il cessate il fuoco. La guerra frena la crescita mondiale, dal Fondo monetario l'allarme su crisi alimentare ed energia, paesi emergenti ed eurozone i più colpiti. Esposto alla procura dopo che un gruppo di disabili non può salire sul Genova-Milano che aveva regolarmente prenotato. L'ecosistema marino a rischio per le alte temperature, Greenpeace alle Cinque Terre per monitorare gli effetti del cambiamento climatico. Un incontro entrato nella leggenda. 50 anni fa Mina e Lucio Battisti duettavano nel varietà Rai Teatro 10 le canzoni di una generazione, 8 minuti che hanno fatto la storia della musica italiana. Buonasera dal TG1, sono le ore più dure per Mariupol. Con l'inizio della seconda fase dell'offensiva sul Donbass, Mosca ha intensificato gli attacchi lungo tutto il fronte est, ma gli occhi del mondo sono puntati sulla città simbolo di questo conflitto sotto assedio da 55 giorni. Le forze ucraine sono asserragliate nell'acciaieria dove si sono rifugiati anche centinaia di civili. Bombardamenti a tappeto, l'impianto è ormai quasi completamente distrutto. Andiamo in diretta dall'inviato a Kiev, Ilario Piagnarelli. A te, Ilario. È così in furia la battaglia di Mariupol. Le forze speciali russe stanno dando la caccia a questo manipolo di uomini barricati dentro l'acciaieria.